Mi fa sentire un po' più tranquillo perché almeno speriamo che prendano anche gli altri. È un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'Arma dei Carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone. Se da una parte c'è un sospiro di sollievo e la speranza che vengano presi anche gli altri banditi, dall'altra per la famiglia Biondo è cambiato molto dopo domenica sera, quando i tre sono entrati incappucciati nella loro abitazione di Cavallino, aggredendo il papà Maurizio che aveva tentato di bloccarli e sparando alla gamba del figlio Alberto. Il 33enne campione di bodybuilding ora ricoverato nell'ospedale di San Donà di Piave dove subirà un secondo intervento. Dormiamo fino a quasi alla mattina in divano, tutti e due. Mia moglie va in camera, ma dopo quando comincia a fare luce, allora andiamo a letto. Perché ogni rumore, ogni minimo, minimo rumore mi sembra di rivivere quell'incubo. I suoi genitori? I miei genitori stanno avendo adesso, capendo un po' di più cosa è successo, perché la prima sera proprio non si sono, non si sono resi conto cosa era successo. Anche il fratello di Alberto, che quella sera non era in casa, vive nella paura. Non mi sento più tranquillo come ero prima e la sera è diciamo una situazione molto molto difficile per noi. E poi c'è Alberto, che ha subito lo sparo, solo in ospedale, che rivive l'incubo di quella sera. In ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto. Noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo, e invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. E andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da circa 3 anni i carabinieri hanno la possibilità di visionare direttamente le telecamere e quindi di avere accesso diretto in tempo reale e così anche altri comuni. Questa possibilità, questa funzione è molto importante per le indagini di tutti i reati e quindi noi veramente continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza che oltretutto è anche un deterrente.